Siamo nella sede regionale di Confartigianato Imprese Sardegna con il segretario Daniele Serra per fare il punto della situazione all'inizio di questo 2023 che Serra tutti anticipano come un anno difficilissimo. Beh, di sicuro lo sarà, anche perché quelli 2 o 3 precedenti sono stati certamente molto impattanti sulla nostra economia. Noi rappresentiamo evidentemente le piccole e medie imprese artigiane, quindi quella gestione familiare o comunque sia con un numero minimo di dipendenti, e sono quelle su cui si è abbattuta in maniera più importante questa difficoltà, questa crisi. Stavamo uscendo dal Covid, sembravamo in qualche modo in una via di risalita la china, in realtà poi ci è arrivata sulla testa la tegola del caro energia che tuttora stiamo vivendo, che parte da lontano in realtà, perché molti la associano alla guerra in Ucraina, in realtà non è così. Anche i mesi precedenti alla guerra in Ucraina i segnali c'erano tutti, poi ovviamente il conflitto non ha fatto altro che inasprire queste difficoltà. Quindi arriviamo da 2 anni e mezzo molto complicati e ahimè i segnali per un miglioramento netto, per un ritorno alla normalità, anche se ormai la crisi sembra ormai pandemica pure quella, no? Costante, non si vedono ancora. Nonostante questo, evidentemente, essendo l'artigiano una persona che in qualche modo è proattiva e anche resiliente, un termine che si usa spesso, la buona volontà e l'auspicio che si possa comunque continuare a lavorare con serenità ce l'abbiamo, anche se occorre evidentemente un sostegno forte da parte delle istituzioni, questo sì. Però, dando uno sguardo al passato, al 2022, questo effetto di cui ha parlato Serra di resilienza è stato dimostrato dalle imprese, perché abbiamo avuto un 3,8% di crescita dell'occupazione ed il vostro settore è stato interessato sotto questo profilo per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, dove si è registrato il numero più alto, più 14%. Tutto merito del super bonus 110%? Allora, l'artigiano in genere è di suo resiliente, dicevo prima, quindi riesce ad investire e a crescere anche quando ci sono forti difficoltà. Quindi questo è un discorso che si può fare trasversalmente. Naturalmente su alcuni settori, e quello dell'esempio delle costruzioni è uno di quelli più brillanti da questo punto di vista, gli incentivi hanno dato una mano importante perché hanno rinnescato una filiera, perché non è solo il muratore o l'impiantista, si muove tutto un settore parallelo e come dire, a corollario dell'edilizia pura, mettiamola così, quindi sicuramente ha dato una mano molto importante. E questo, mi scusi, ha provocato anche un effetto emersione dal nero, perché dovendo giustificare i pagamenti del 110 era necessario fatturare tutto. Sì, luci ed ombre su questo aspetto, nel senso luci certo, evidentemente per poter come dire, partecipare e intercettare questi finanziamenti, questi incentivi dovevi essere ovviamente un'impresa dichiarata, quindi questo da questo punto di vista ha vivacizzato nuovamente le iscrizioni alla Camera di Commercio e quindi l'attività in regola. C'è anche da dire che si è scatenata, tra virgolette, anche una concorrenza per le imprese storiche, per quelle che hanno tenuto botta anche quando gli incentivi non c'erano, da parte di alcuni che si sono, non dico inventati, però si sono reinventati, impiantisti, elettricisti, idraulici, muratori, manovali, carpentieri e quant'altro. E questo ha creato, devo dire la verità, un effetto spiazzamento importante, anche in termini di qualità poi del prodotto finito e del servizio reso. Quindi, ripeto, luci ed ombre da questo punto di vista. 2022 nel quale la Regione ha investito molto sul mondo dell'impresa e della piccola impresa. Per quel che riguarda l'artigianato c'è la sensazione che abbia avuto delle attenzioni importanti. Sì, è così, non possiamo negarlo, va detto, per correttezza e per onestà intellettuale, nel senso che noi nel 2019 già abbiamo fortemente voluto e richiesto il rifinanziamento importante della legge artigiana, la 949, per capirci, con un innalzamento al 40% del contributo a fondo per tutto. Questo evidentemente è stato un incentivo importante ed è stato accolto, nel senso che le nostre imprese hanno partecipato in massa, hanno rinnovato gli impianti, rinnovato i locali, rinnovato il parco mezzi. E questo, ripeto, ha innescato anche un'economia di ritorno, perché un euro investito, faccio per dire, un impianto di produzione di pane, piuttosto che di pasta, piuttosto che nel benessere come dire, delle persone, quindi parrucchieri e estetisti, ha poi creato un indotto che ha moltiplicato per 3 quell'euro investito. Quindi da questo punto di vista è stato molto importante, tant'è che noi stiamo chiedendo costantemente, anche quest'anno l'abbiamo fatto, non solo un rifinanziamento della misura, perché paga in termini di investimenti ed economia reale della Sardegna, ma la stiamo chiedendo strutturale, quindi che diventi l'unico, perché è ben fatta quella norma, ricomprende molte tipologie di investimenti fattibili e di spese ammissibili, che diventi il punto di riferimento in termini di incentivi per esempio alle artigiane e venga finanziato in maniera strutturale. Perché?
perché così l'artigiano, sapendo che un incentivo esiste, c'è anche nei prossimi 3-4 anni, può farsi un piano di investimenti nel tempo e quindi oggi interviene sui locali, domani interviene sugli impianti, dopodomani interviene sull'illuminazione, riesce a completare un quadro di investimenti che migliorano effettivamente la sua realtà produttiva e gli consentono di stare sul mercato, di creare ricchezza, occupazione e anche di versare le tasse allo Stato, perché poi non dimentichiamoci che le imprese regolari sono quelle che mantengono in piedi l'economia complessiva, l'economia generale, insomma. Regione, artigiani e formazione. Anche su questo la nostra come dire, associazione di categoria punta molto sulla formazione, anche perché ce n'è un estremo bisogno. C'è una carenza di figure professionali formate, lo stiamo vivendo su tutti i settori, edilizia abbiamo parlato prima, ma questo vale, ripeto, anche sul benessere della persona, vale sulla pianificazione, vale sulla autoriparazione. C'è una fame di figure professionali formate che possono fare anche formazione in azienda, anzi devono fare formazione in azienda, però anche per questo ci vogliono in qualche modo gli strumenti che consentono all'imprenditore di assumere questa persona con gli sgravi, di accompagnarli in un percorso e poi badate che difficilmente l'artigiano forma un apprendista e lo molla dopo 2 anni, dopo 3 anni. Se quella persona è brava, se quella persona è valida, lo capitalizza, lo tiene in azienda e gli offre quindi una prospettiva di lavoro anche per gli anni a venire, insomma. Concludiamo parlando di accesso al credito del mondo della piccola impresa e degli artigiani. Questa è un'altra nota dolente, nel senso che la piccola impresa generalmente bisogna anche di piccole cifre, non si parla di cifre stratosferiche, però oggettivamente l'accesso al credito è divenuto sempre più complicato, per non parlare poi, i dati sono di queste settimane, le settimane scorse, dell'aumento dei tassi sui mutui, che ovviamente sarà come dire, l'ennesima tegola in testa per chi voglia anche solo pensare di chiedere anche qualche decina di migliaia di euro alla banca. E questo è un altro elemento su cui occorre ragionare seriamente anche con la politica regionale, perché ripeto, se chi chiede i soldi è perché non ce li ha, altrimenti userebbe i suoi, e quindi occorre in qualche modo aprire un po' le maglie o comunque sia mettere gli artigiani nelle condizioni di poter avere un accesso al credito che sia più veloce, più snello, più immediato, ripeto, con cifre che sono anche molto limitate, quindi senza esposizioni grosse da parte delle banche, insomma.